L'hanno richiesto? Chi? Le donne che ci seguono. Buonasera Gianchecco. Buonasera Maremma Vigliacca. E che ti devo dire? Mi fa piacere. Ci si sente dopo io e te in privato e tu mi giri i numeri, si fa così. Poi vediamo magari di che cosa c'hanno bisogno ste quattro donzelle. Dici? Abbiamo la privacy, quali numeri? Su via per due numeri di telefono. no, che tu vuoi che sia, dai, Maremma Milfona, dai. O no? Non si fa così. Te tu scarti quelle che hanno il profilo col gattino, il cagnolino o il tramontino, quelle che hanno quelle cacate. No. Ci giri il mio numero a codelle col viso da nave scuola, capito? Che dopo ci pensa il checco. No. Ci racconti dove vivi esattamente? Oh, bravo. Io arrivo dalla bassa Fiorentina, abito a Spinimbeccoli, che è vicino a Villa Dama Bartolomea, Ok. poco prima di Castagnaro di Mugello. Sempre per la bassa che impera, no? Naridense, località tagliata dall'antica via Etrusca, la famosa Traspolesanella. Ma guarda un po'. Uscita Occhio Vachebellino. Eccolo là, sì, certo. L'è chiamata anche Stradella delle Principesse. Come mai? Perché la leggenda narra che ogni tanto la si trova una scarpa o su ciglio mezzo carreggiata. Ma a tempo di medici, un principe vide la scarpetta, diede ordine al cocchiere: "Oh cocchiere, fermati, Maremma Scarpaiola", e diede ordine di raccogliere, ma soprattutto di andare a cercare in tutto il regno a chi appartenesse, e lui promise: "Chi la trovo la sposo". Wow. Ma il fatto beffardo volle che si trattasse di un 44 pianta larga appartenente a Brunilde detta la Dignona. Brunilde da Moniga che tutto ci aveva fuorché l'essere No. donzella. Che era figlia del maniscalco, l'umile galeazzo di terrazzo che di nobile non ci aveva No, che grazie, abbiamo capito. Non c'aveva proprio nulla, povero. Ecco, sì. Povera galeazzo. Però le promesse le son promesse. E lui la dovette sposare. Si narra che dopo pochissimi anni lo trovarono briaco fradicio, con in mano la scarpetta piena di chianti, si ubriacava proprio in quel punto dove trovò quella maledetta scarpetta, e si narra che farfugliasse delle parole sconclusionate che ancora oggi sono incise in lastra di marmo proprio in quel punto lì. E le parole sono queste: "O fato beffardo, opera di quale perfido mago mi ritrovo qui come il prete di Legnaco, che l'han trovato imbriaco, che l'ha gettato nel lago, che l'ha legato spacco, che dopo 9 mesi che l'han tirato su, l'ha detto Maremma la maiala, non mi imbriaco più". Siccome adesso è sera e tardi, come mai dietro c'è chiaro? Dico, la finestra. È un quadro! È mia finestra! Lei è un effetto ottico. Tanti che vengono a trovarmi buttano via magari la chewinga, la buttano fuori, gli rimbalza cuore. Grazie Gianchecco. Mi raccomando, il mio numero mandalo con le 4 milfe.